Slovenija je v Evropski uniji že 10 let. Evropa, moja dežela. Države Evropske unije krasi bogata kulturna in naravna dediščina, slikovite razlike in obvladljive razdalje. Evropska unija je s skupno valuto, prostim gibanjem med državami in tudi s konkurenčnimi turističnimi prevozniki celino naredila privlačno in lahko dostopno. Italijan Mauro Dazzara rad potuje po Evropi, a le v Slovenijo se vrača redno. Sì, diciamo, abitando anche sul confine, visito molto spesso la Slovenia, dove riesco a trovare ancora dei bei posti tranquilli, cosa che da noi in Italia non è più possibile, perché subito oltre confine abbiamo dei bellissimi posti dove poter andare in bici, camminare. Ultimamente ho cominciato a praticare anche un po' il golf sempre in Slovenia. Mi trovo molto bene, tantissime anche cose che non faccio più in Italia, dalla manutenzione dell'automobile al cambio delle gomme, le faccio in Slovenia perché trovo veramente molta più professionalità che in Italia. Dopo che la Slovenia è diventata membro dell'Unione Europea, ho notato dei cambiamenti radicali, dei cambiamenti positivi e molto veloci, e soprattutto sulle opere di urbanizzazione, strade, autostrade e modo di crescere. Si è sviluppata molto sul fattore, come siamo qui, viticoltore, e abbiamo dei bellissimi posti, la vedo molto trainante come paese in Europa. Negli ultimi anni, oltre a visitare la Slovenia, ho visitato Austria, Portogallo, Spagna, Croazia nell'ultimo periodo e Germania. E diciamo che tutti questi paesi dove ho visitato hanno delle problematiche dopo l'entrata in Europa, cosa che ancora qui in Slovenia non sono riuscito a vedere. Sia Italia, Spagna e Portogallo, da quello che ho potuto sentire dalla gente, dalle persone che sono riuscito a scambiare delle chiacchiere, tutti quanti vorrebbero ritornare indietro alla vecchia valuta e allo stacco dall'Europa, cosa che appunto anche a me fa pensare tante volte, perché non riesco a capire se è un periodo piccolo di recessione, cosa che è successo anche nell'America pochi anni fa, oppure è un periodo che è veramente buio da cui non potremo uscirci. In questo momento vorrei comunicare alla popolazione slovena e agli spettatori che ci stanno sentendo e ascoltando di andare a votare e di credere appunto in un futuro. Evropa, moja dežela.